Si chiude con una prova riservata agli allievi in salchi a cavalli anziani di categoria G ed F. Sono in 10 dietro le ali dell'autostart, all'1 Princess Caviar, 2 Artiglio Lor, 3 Coriolano Pell, 4 Barolo Griff, 5 Euforia di Henry, 6 Concord Live, 7 Ecuador CR, 8 Degado il Ronco, 9 Elvio, 10 Eva Light. La macchina che ha raccolto i partecipanti, allineamento pressoché perfetto, un attimo più dietro Ecuador CR e sono partiti. Lotta serrata per il comando, è veloce dal largo Euforia di Henry che trova però l'opposizione all'interno di Coriolano Pell e di Barolo Griff. Si imbocca la prima curva con in vantaggio Coriolano Pell, Barolo Griff che parcheggia secondo avanti ad Artiglio Lor, di fuori Euforia di Henry, poi Concord Live, quindi ancora Princess Caviar, Eva Light, Elvio e Degado il Ronco. Primi 200 metri in 14 e 6. Si vanno a completare i primi 400 di gara con il leader che li passa in 30. In vantaggio rimane Coriolano Pell nei confronti di Barolo Griff, poi Artiglio Lor, di fuori sempre Euforia di Henry. 600 metri iniziali passati in 45-6. Prosegue di buona lena il comando Coriolano Pell che precede sempre Barolo Griff, quindi ancora Artiglio Lor. Si muovono al largo, la mossa in terza ruota di Elvio parato da Concord Live, poi Eva Light che cerca anche lei di andare in terza corsia, è rimasto in ultima posizione invece Degado il Ronco, 1-1-9 per i primi 800 di gara. Coriolano Pell prosegue in vantaggio, Barolo Griff nella sua scia, Concord Live al largo, poi Elvio, Eva Light, chilometro in 1:18:2. La mossa dal fondo è quella di Degado il Ronco che prova a risalire, sempre in vantaggio Coriolano Pell nei confronti di Barolo Griff, guadagna posizioni di dentro Princess Caviar, si parano tutti e viene fuori un puttiferio in mezzo alla pista con la rottura di Eva Light che contagia Degado il Ronco. Elvio in quinta ruota, è in vantaggio sempre Coriolano Pell, sposta anche Barolo Griff che fa guadagnare una posizione di dentro a Princess Caviar. Alla corda non piace stare a nessuno in questa corsa, ma è quella che sta pagando. Coriolano in vantaggio, Princess Caviar di dentro che era ultima e si ritrova a lottare per la vittoria. Al largo Barolo Griff, Princess Caviar insiste di dentro, Coriolano si difende, al largo Barolo che riscatta, Barolo Griff sul palo, stampa Coriolano Pell e Princess Caviar, 1:17:4, 31:4 per gli ultimi 400 di corsa. Barolo Griff e Massimiliano Romano, training di Roberto D'Alessandro, i colori di Giorgio Cangiano, il team di Laura Lonano. La vittoria allo speed del numero 4 Barolo Griff, secondo Coriolano Pell, terza Princess Caviar. In una corsa in cui la tattica per molti ha lasciato a desiderare, è venuto al palo colui che stava secondo in corda. Barolo Griff vince su Coriolano Pell e Princess Caviar.